Sì, è il secondo master in biotecnologie, di fatto è un po' la punta di diamante, diciamo, di un percorso iniziato attorno al tema delle biotecnologie già nel 2004 con un accordo quadro col CNR. In questi anni, sino ad oggi, sono stati investiti oltre 15 milioni di euro sul territorio, sono state coinvolte decine di aziende, ma soprattutto ne sono anche nate tantissime altre, proprio un ecosistema di business a tutto tondo attorno a una progettualità nella quale noi abbiamo creduto sin dall'inizio. E quindi di fatto la punta di diamante è poi la formazione, l'alta formazione dei nostri giovani talenti perché possano trovare poi una forte occupazione nelle nostre imprese, perché credo sia questo oggi anche il tema, quello appunto di dare opportunità di crescita da una parte alle nuove generazioni, dall'altra parte anche di immettere innovazione nelle nostre imprese perché possano vincere anche la sfida della ripresa, e sappiamo che ricerca e innovazione è uno dei cardini, dei pilastri su cui dover investire per le imprese. E quindi questo secondo master vede appunto nei prossimi giorni la selezione e di fatto mette a frutto anche non solo l'esperienza del primo, ma anche i buonissimi risultati del primo master, che ha visto di fatto il 93% dei masterini poi trovare proprio occupazione, peraltro a livelli anche importanti nelle nostre imprese, buona parte anche proprio in quelle stesse imprese che hanno collaborato con gli stage, che hanno collaborato nel tempo, che hanno magari usufruito anche di finanziamenti proprio di ricerca e innovazione da parte della Regione del Veneto. Quindi di fatto un cerchio che si chiude e che permette di creare un ecosistema nei confronti di un settore come quello delle biotecnologie che sappiamo essere in fortissima espansione, e insieme alle nanotecnologie sono le due priorità su cui da tempo noi come Regione del Veneto abbiamo investito, tanto da poter avere risultati importanti a livello e riconosciuti anche a livello proprio internazionale.